Castellons di strade, la Gleseute di Sante Marie des Graziis è a sorelievat dall'abitat e è in vore dal 1533. Poiade su di un plan rialzat, forsit è state fatte su parsore di une aule dall'ottav secul. Ora presint la glesie e alla entrade sormontate di un campanile a vele con dos campanis. De iglesie, i frescs pitturats di Gaspar Negro, artist venezian venuto a sta a Udin, sono dal 1534. Si pensa che la glesie è stata fresciata dal dut, ma al di due si può ammirare dove c'è che è restato 3 frescs in te pareti ciampe, di più in che adrete e anche in te abside. I frescs a ciampe sono dedicati a episodi di vita del vescovo Emie di San Blas, protettor di cui che ha la malatis de gole. Dal prim fresc la resc dal vescovo San Blas. Dal second la tortura di San Blas. Dal tierz il miracolo dal frutto che sta schiaffoiando. I frescs a drete sono stati dividuti in 3 registri. Il registro peggiore è dedicato a Santa Maria di Magdala, la Maddalena, apostole del Signore, e grandi amiche anche tra i momenti più brutti della sua passione. Dal prim fresco si vede l'agnolo che annuncia a Maddalena la resurrezione del Cristo. Dal second fresc la resurrezione di Lazzaro. Dal tierz la Maddalena che elava i piedi a Gesù. Il registro di Miec è dedicato ai Madonne. Mirabil il fresco de Dormitio Virginis, vale la morte de Madonna. Dall'ultimo registri si ammira la natività di Nostro Signore. A drete de natività è una edicole e è raffigurata la Maddalena tra San Juan Battista e San Stiefin. In qualche pittura si leggono spiegazioni scritte in gotico. È probabile che gli snicis, come voidis, un tempo avevano tenuto drenti le figure di San Blas e di Santa Maddalena. Che la mescolanza umana avvenuta con le invasioni barbariche, queste seconde Gleseute non fa altri che confermare la devozione de int di Castellons di strade ai santi cristiani de nostra Iglesia Mari di Aquilea. Opodin sta contents. Mandi!